Questo credo sia un momento molto bello di memoria e di ricordo, perché la Sicilia, che ha prospettato questo progetto al Comune, mette oggi questi pannelli di storia vissuta all'epoca, dove si racconta il dramma di quei giorni, e quindi avere la percezione di cosa scrisse 56 anni fa la Sicilia è sicuramente un momento molto toccante, quindi cose che magari neanche conoscevamo e sapevamo. E a questo si è aggiunto la testimonianza di cittadini che hanno vissuto quei momenti drammatici e possono dire cosa ha rappresentato. Dall'altro lato però c'è questo sito che si sta recuperando con tutti gli sforzi possibili, con i finanziamenti che sono arrivati, proprio per renderlo fruibile ai montevaghesi ma al mondo intero, facendo vedere che cosa può essere la distruzione, ma che cos'è la rinascita e come si può rinascere. Tutto ruota attorno, secondo me, a due elementi portanti in questo luogo. Uno è il giardino della memoria, così come noi lo abbiamo chiamato, perché ci sono un pino per ogni persona che è deceduta, 104 di cittadini montevaghesi sotto le macerie. Dall'altro lato, adiacente proprio a questo giardino della memoria, c'è la chiesa madre, altro luogo importante per una comunità. Tutto ruota attorno alla chiesa madre, dal momento in cui vieni battezzato al momento in cui finisci la tua vita terrena con il funerale. Quindi riportare alla luce la chiesa madre è l'altro elemento importante che rappresenta e segna la rinascita di Montevago, dei montevaghesi e di questo luogo. Il Cuore della Sicilia oggi presenta 19 pagine storiche prese dal nostro archivio digitale, e poi sono la somma degli eventi di quel nefasto anno, e lo presentiamo qui in questo luogo storico particolare. Siamo ben felici di relazionarci col territorio, perché il territorio vive col giornale ogni giorno. Noi lo facciamo da 79 anni, dal 1945, e continueremo a farlo. Fare memoria per guardare oltre. Si riesce a guardare oltre se si ha contezza di quello che è successo, di quello che è stato, degli errori da non ripetere. Da quelle pagine, dalle nostre pagine in bianco e nero, bisogna ripartire per darsi una prospettiva che vada oltre la celebrazione del sisma del 68, il ricordo delle centinaia di vittime che ci sono state nel Bellice tutto e le 104 che ci sono state qui a Montevago. Il ruolo di un giornale del territorio deve essere anche e soprattutto quello di guardare avanti e di fare da sponda al territorio, alle forze vive di un territorio, per poterlo accompagnare verso un futuro diverso, di prospettive, soprattutto per i ragazzi che di quello che accade nel gennaio del 68 sanno poco e possono sapere molto attraverso la lettura delle nostre pagine. Il Toscanini è sempre presente, ogni qualvolta è richiesta la sua presenza in situazioni come queste, situazioni dove come dire, è richiesta la condivisione, perché fare musica è condivisione, è insieme, è armonia, è accordo. Musica è anche sinonimo di pace. È un brano che è stato eseguito soltanto un paio di volte prima d'ora ed è composto per l'occasione dal docente di strumenti e percussioni del Conservatorio di Stato Arturo Toscanini di Ribera. Il docente è il maestro Sergio Calio. Questo piatto appunto l'ho voluto chiamare la primavera nel Belice, non soltanto per i colori ma anche per gli ingredienti che lo compongono. È un viaggio, no? Attorno anche a quello che potrebbe essere la gastronomia locale. Fatto con una pasta, non a caso abbiamo scelto un formato di pasta, il conchiglione, che rappresenta appunto la casa. I colori che vedete sono il giallo, quindi della primavera, i fiori eduli che si trovano in questo periodo, e in particolare che ho voluto mettere la clorofilla di paletta di fichi d'Indie, che appunto evoca ancora maggiormente il territorio e quello che sono gli ingredienti che valorizzano appunto questo piatto. Inoltre troviamo la ricotta di pecora e la carne di suino appunto locale.